con le bollicine solidali, Presidente. Ecco la consegna ufficiale. Un brindisi e la consegna del gonfalone del Veneto da parte del governatore Zaia al premier Giuseppe Conte. Al via la 53esima edizione del Vinitaly di Verona. Ieri all'inaugurazione significativa la presenza di politici, a partire appunto dal Presidente del Consiglio e poi i ministri dell'Interno Matteo Salvini e dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio e il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La manifestazione dedicata alla produzione vitivinicola è stata l'occasione per affrontare i temi principali che in questi giorni stanno impegnando il governo, partendo da quello più vicino ai veneti, cioè l'autonomia. Molte cose già scritte nel contratto di governo sono state portate a termine. Oggi ovviamente noi abbiamo l'appello per quanto riguarda l'autonomia. 2.328.000 veneti sono andati a votare per l'autonomia, per cui è fondamentale che questa risposta arrivi. Se l'autonomia non passa, che fine fa il governo? Io dico che se non passano i punti che ci sono nel contratto di governo è inevitabile che il governo non ha più senso di esistere, ma finché passano i punti il governo deve esistere. E arrivano le parole del premier Conte che suonano come una promessa. Questo governo ha una sola parola: l'autonomia si farà, stiamo lavorando. Dobbiamo interloquire con il Parlamento, perché il Parlamento, l'ho sempre detto, cede delle competenze, quindi vuole partecipare in questo processo in modo attivo, non vuole essere lì passivamente a subirlo. Coinvolgeremo il Parlamento, abbiamo preso un impegno di governo solenne, lavoreremo per realizzare la richiesta autonomia. Tornando poi ai temi di carattere nazionale, dal palco il vice premier Salvini parla di economia e del documento di economia e finanza che approda in questi giorni al Consiglio dei Ministri. C'è un DEF settimana prossima dove la riduzione fiscale dovrà essere presente. A scaldare la discussione all'interno dell'esecutivo giallo-verde proprio i temi economici, dalla flat tax a quota 100, dopo le parole dell'altro vice premier Di Maio che aveva parlato di provvedimento temporaneo. Non è all'ordine del giorno, noi abbiamo preso un impegno con gli italiani, abbiamo detto che la misura quota 100 è triennale e questa è l'ultima determinazione che abbiamo assunto come governo. C'è poi la questione ristoro per i risparmiatori vittime del crack popolari, dopo che il provvedimento è rimasto fuori dal decreto crescita. Fare presto è, secondo l'ex ministro e capolista del PD alle europee Carlo Calenda, una priorità. Io mi auguro che il governo preveda rimborsi per i automatici per i risparmiatori piccoli, come ho già detto. Per i risparmiatori piccoli vuol dire che se uno ha investito qualche milione di euro è giusto, sapeva il rischio, eccetera. Però è importante che lo si faccia rapidamente, perché mi pare che lo si sia promesso molto.